locale magnifico, fronte mare. Ma adesso sfruttiamo questo bell'angolo di spiaggia assieme a degli amici molto vicini a Lignano. Naturalmente faremo un po' un salto indietro e andremo nei ricordi di Enea Fabris, che è un giornalista del Gazzettino, direttore da 31 anni del Stralignano e da 60 anni ci lavora, quindi è praticamente una voce storica di Lignano. Buonasera e ben trovato Enea. Benissimo, ecco, da dove dobbiamo cominciare? Mi dica subito. Intanto un saluto ai telespettatori. Sì, un caro saluto a tutti gli spettatori, sì, è giusto, non guardare il microfono. Sì. Adesso presento anche l'altro ospite, l'assessore al turismo di Lignano Sabbiadoro Massimo Brini. Buonasera, ben trovato. Buonasera e un saluto a tutti i telespettatori di Telefriuli, che sono tantissimi anche i nostri turisti carissimi. Sì. Poi naturalmente tracceremo un bilancio di questo primo mese per quanto riguarda appunto la località turistica. Poi un caro saluto va a Gigliola, che nei primi anni 70 è stata proclamata Miss Triveneto proprio qui a Lignano Sabbiadoro, quindi una Miss tra le Miss. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera a tutti i telespettatori e un caro saluto da Lignano, dalla splendida Lignano Sabbiadoro. Una Miss tra le Miss, perché questa sarà una serata anche dedicata alle finaliste regionali di Miss Mondo e quindi naturalmente poi vedremo la sfilata, le presenteremo, ci sarà questo angolo dedicato a loro. Ma Gigliola me l'ha presentata Enea che per tanti anni, non so se anche adesso, ha fatto parte della giuria di Miss Italia. Facevo parte della giuria, ho fatto parte di tantissime giurie, ma quando ero giovane, più giovane, andavo sempre e mi ricordo proprio anche della Gigliola, che quando è stata eletta facevo parte della giuria anche allora. Bene, ma come è cambiata Lignano negli anni e come la ritrova Enea adesso rispetto agli anni passati? È migliorata, è peggiorata? Lignano è sempre una bellissima spiaggia, sempre stata, lo era e lo è tuttora. Certo, taluni la preferivano un tempo, ma forse quelli che non si sono adeguati, diciamo così, allo sviluppo, al progresso. Anche il progresso non si può fermare, il progresso deve andare in avanti e quindi le persone di una certa età la preferivano una volta, ma oggi come oggi è anche migliorata, ma dovrebbe migliorarci ancora. L'amministrazione comunale deve fare qualcosa. Non si può adesso continuare a vivere sugli allori del passato, ma quest'ultimo anno l'amministrazione comunale ha fatto tante cose, ma altre ancora ne devono fare. Non entriamo nello specifico di quello che dovrebbe fare l'amministrazione comunale, tant'è che saluto in diretta il sindaco Luca Fanotto, ma io volevo anche dire che Enea ha praticamente un archivio storico a casa dedicato a Lignano. Qual è l'articolo, la foto, qualcosa che per te, adesso ti do del tu, visto che siamo colleghi, ha un significato particolare, legato magari allo Lignano, ma legato alla storia di Lignano? Il mio archivio, io ho cominciato a tenere gli articoli più importanti ancora da tantissimi anni, da oltre 50 anni che lavoro col Gazzettino, 60 con lo Stralignano, 30 che sono direttore, come che ha detto, insomma sono sempre stato nel campo giornalistico e di articoli ce ne sono tantissimi che io ricordo benissimo, non so, adesso dei recenti, anche quelli in passato, ho fatto la cronaca nera, il turismo, la giudiziaria, ho fatto tutte queste cose qua. Adesso se parliamo di turismo, parliamo di turismo, se parliamo di altre cose posso parlare anche di altre cose. Allora parliamo di turismo con l'assessore. Visto? Dimmi. No, visto che il microfono io dovrei guardare da quella parte là, ma se il microfono è da questa parte parlo per giusto, tu fai un'osservazione giusta, ma io adesso il microfono te lo terrò meglio, così hai la possibilità di vedi, puoi fare anche il direttore della fotografia. Io ho lavorato anche per Telefriuli, quindi sì, facevo da Lignano, sono stato un periodo anche corrispondente lì su Telefriuli. Sì. Io faccio anche il giornale di Lignano, come dicevo poc'anzi, ma è cambiato notevolmente adesso il giornale, è diventato una rivista, è bello, tutto a colori, un'impaginazione particolare, insomma, è bello, ma non sta a me dire questo, io vorrei che lo dicessero se sentono, ossia se vedono evidente questo, che lo dicono pure loro. Lo dico io perché io ho un legame affettivo con Stralignano, perché da giovane tante copertine
Udine, tu non so se lo sai, ma ci sono andata parecchie volte, quindi ho un... Se sono 30 anni che sono lì e altri 30 ne ho fatti da vice direttore e le conosco tutto, conosco. Enea, poi torno da te, perché adesso andiamo dall'assessore Brini. Come sta andando questo giugno? Tracciamo un bilancio, anche perché è arrivato Vasco Rossi, ha portato entusiasmo, ha portato giovani da praticamente tutta Italia, ma poi... Se dobbiamo tirare un bilancio lo inizierei dai primi dell'anno, dove col Presepe di Sabbia abbiamo avuto un bel incremento di turisti a Lignano Sabbiadoro, e dai resoconti fatti all'inizio della stagione, quando abbiamo fatto l'apertura, il numero delle presenze era superiore all'anno precedente del 32%. Poi in maggio ci siamo salvati abbastanza bene con tutta una serie di manifestazioni, e come amministrazione abbiamo fatto tutta una serie di manifestazioni, eventi, appunto la maratona, Vasco Rossi, ma Bengefede, ma tutta un'altra serie di eventi, fra virgolette minori, ma non per quello meno importanti per la località, proprio per riempire un giugno che, col fatto che le feste erano basse, sapevamo già che non era il classico giugno che noi siamo abituati a vedere a Lignano. Certo che si è messo anche il tempo, e qua non ha favorito molto il turismo, però nella città nonostante tutto c'è un certo entusiasmo dovuto al fatto che per tutta la stagione abbiamo eventi di grandissima importanza e di grandissimo richiamo, per cui siamo convinti che i turisti a fine stagione saranno molto lieti e contenti di quello che Lignano tenta di dare a loro, proprio per accontentarli e per far sì che rimangano fidelizzati nella nostra località. Le presenze con l'arrivo di Vasco Rossi, diamo il numero, non dico esatto, ma insomma vicino. Beh, al concerto era tutto esaurito, per cui 22.500 persone che erano dentro lo stadio. A occhio e croce ce ne saranno state un'altra 10.000 fuori dallo stadio, proprio perché non trovavano il biglietto e comunque non sono potuti entrare, ma è stata una bellissima serata sia dal punto di vista meteorologico, che questo giugno poi non era proprio così scontato che lo fosse, e sia da un punto di vista anche dell'ordine pubblico, perché veramente tutta la gente si è divertita con un divertimento sano, il deflusso è stato molto ordinato, e anche poi quando sono andati fuori dallo stadio, sia grazie alla SAF che aveva una cinquantina di pullman a disposizione proprio per caricare tutti i turisti e portarli nelle varie location di Lignano Sabbiadoro, ma anche il traffico veicolare è stato veramente fluido, e quindi abbiamo superato. Ma questo non lo dico io, perché diciamo a Lignano qualsiasi cosa che non va, c'è una critica che va o su Facebook o da qualche parte, ce la fanno veramente pesare. In questo caso non ci sono state critiche da nessuna parte, quindi vuol dire che è andato tutto veramente bene, se no saremmo stati subissati. Il Vasco mette la pace a tutto. Beh, ha fatto un grandissimo concerto, e io credo che al di là di tutto un concerto del genere veramente rasserena gli animi, ma diciamo l'organizzazione è stata molto molto valida. E facciamo i complimenti anche al vice sindaco Vico Meroi, che è stato il factotum, vero? Sì, diciamo che ci siamo un po' distribuiti i compiti, mentre io seguivo altre cose lui seguiva queste, anche perché l'assessorato al turismo e quello allo sport sono due assessorati abbastanza pesanti e quindi difficili da seguire. Io una volta dal 98 al 2002 li avevo entrambi, ma sono arrivato poi abbastanza cotto a fine mandato, anche perché avevamo preso gli EIOF e tutta una serie di eventi, e in quel mandato lì diciamo abbiamo avuto la bellissima intuizione di far sì che Lignano Sabbiadoro si trasformasse, o meglio allargasse, da città prettamente turistica a città turistico-sportiva, quindi prendendo poi tutta una serie di grossi eventi a livello europeo e lo scorso anno anche a livello mondiale di eventi sportivi. Poi lanceremo naturalmente gli eventi che toccheranno luglio naturalmente e anche agosto. Invece adesso ci spostiamo da Lignano Sabbiadoro a Lignano Pineta, in particolare al Tenda Bar, perché ieri si è tenuto uno show musicale live, Max canta Battisti, un omaggio al grande Lucio Battisti, grazie al cantautore goriziano Massimo Bonanno. Vediamo le immagini che ci sono arrivate oggi nella clip.
di nuovo insieme in diretta dalla spiaggia di Lignano Sabbiadoro. L'assessore Brini ieri ha seguito questo evento al Tenda. E prima sono andato in Terrazza Mare perché avevamo un concerto, il primo di quest'anno alla Terrazza Mare, un concerto lirico con il tenore Alessandro Cortello, con una soprano eccetera eccetera, e adesso il nome di tutti gli artisti sinceramente non li ricordo, un bellissimo concerto. Poi sono scappato al Tenda a seguire veramente un concerto fantastico dove Battisti piace a tutti, giovani, meno giovani, vero? ci siamo anche ricordati di alcune canzoni che probabilmente avevamo anche un po' dimenticato. Oltre ad aver fatto tutte le canzoni di Battisti, hanno anche poi ripreso quelle che Battisti aveva scritto ma non cantato personalmente, come alcune della Formula 3 o quelle di Vandelli e i Dick Dick. Battisti piace ad Enea, vero? Beh, c'ha delle bellissime canzoni Battisti. Io volevo ricollegarmi a quello che ha detto poc'anzi Brini, cioè diceva che adesso Lignano punta, oltre che essere una spiaggia per bagni e via via, allo sport. Però non dobbiamo dimenticare che negli anni 60, 70, all'inizio dei 70, chi conduceva il turismo in quella volta ha avuto la felicissima idea di abbinare al turismo balneare anche il turismo nautico. È un binomio turistico nautico balneare, no? Balneare e adesso anche sportivo. Noi abbiamo qui a Lignano il concentramento della nautica da diporto più grande di tutto il Mediterraneo, con oltre 5.000 posti barca. Ma non è soltanto, abbiamo i rimessaggi, tutti i servizi indispensabili a terra, ecco, non è soltanto i posti barca, perché quelli bisogna dare anche la sicurezza a chi si inoltra in mare, perché in mare penso che meccanici o cose del genere non ce ne siano. Bene, qual è la parte più bella di Lignano secondo te? Poi andiamo in pubblicità. Beh, non saprei neanche io quale dire, è tutto bello Lignano, bisogna vederlo adesso da che punto di vista uno lo vuole vedere. È bello tutto, anche dove siamo seduti qui adesso, siamo all'estremità nord-est della penisola, è bello, però se andiamo anche dall'altra parte, la parte di Riviera, le foci del Tagliamento, è bellissimo anche là. Bisogna vederlo con un'angolatura propria, insomma, vederlo, è bello tutto Lignano. Bisogna saperlo scoprire, ecco, ci sono tante cose. Tu ami Lignano, proprio ti vedo appassionato quando ne parli. Andiamo in pubblicità, poi parleremo ancora di Lignano con qualche chicca che ci dirà Enea e non solo, tra poco. D'Oro, e in questo momento ci troviamo al Playa Beach di Lignano. Ecco, come vi dicevo, questo è il mare di Lignano, perché forse siamo partiti più tardi rispetto al jingle iniziale. Parliamo di Lignano, ma di un fatto piuttosto curioso, perché sempre più nozze vengono celebrate in riva al mare, rispetto ad un articolo che è uscito questa settimana, che è un fatto piuttosto curioso, e credo che se eventualmente un domani mi sposerò sarebbe una bella idea. Beh, sicuramente, anche perché sposarsi al mare ha sempre un certo fascino. Le nozze vengono celebrate in un locale apposta della Terrazza Mare che abbiamo individuato ed è proprio una location adatta per i matrimoni. Quelli che vengono fatti sulla spiaggia sono, tra virgolette, una fiction post matrimonio celebrato in Terrazza Mare, perché sulla spiaggia in Italia non si possono celebrare i matrimoni. Però è una moda che sta prendendo veramente piede. Quello che noi ci auguriamo è che poi i matrimoni che vengono celebrati a Lignano durino anche tutta la vita, come gli sposi si promettano. Durino per sempre, come questo magnifico libro che si intitola Lignano, appunti di storia di Enea, e volevo far vedere in particolare questa magnifica foto che vede ritratto Enea e la signora
che vedete magnifica, bellissima, è l'attrice Virna Lisi. Questa è una foto che secondo Enea è stata fa il giro del mondo. È sempre su internet e dappertutto. Quando hanno fatto i 50 anni la Lignano Pineta me l'ha chiesta e hanno fatto tutti i manifesti, le locandine, è stata messa dappertutto quelle robe lì. Ma quelle lì ormai... Ma dove ti trovavi qui in particolare? In quella volta no, io sono molto appassionato di fotografie, no? E facevo le fotografie. Ho ricevuto una telefonata che c'è Virna Lisi in spiaggia a Lignano, non mi è sembrato vero, no? A correre lì di corsa a non finire. E dopo si vede che lo stesso che ha telefonato a me ha telefonato al Messaggero, e lì è arrivato giù Morandini, mio caro amico, anche lui, e io stavo già intervistandola e lui mi ha fotografato, però era lì con la babysitter e il bambino. E la babysitter è venuta incontro, no, lasci stare la signora, gridandomi di qua e di là. Un momento, ho detto, se me lo dice la signora, ho detto vado via. Io ho detto, ma visto che non me lo dice, avevo già fatto le fotografie, non sono mica tanto prima io ancora di questo, no? La signora invece no, faccia pure. Allora dopo ho fatto una serie di fotografie che sono state su tutti i giornali, sulla spiaggia di Lignano. La Virna Lisi non è una cosa di tutti i giorni. Una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Bellissima, è ancora vista da vicino più bella ancora. Immagino. Sì. Lo vedo dai tuoi occhi. Cosa significa? No, è stata molto gentile, adesso a parte questi qui, è stata molto gentile. Io però vorrei parlare un attimino anche delle presenze. Qua ho sentito l'altro giorno che mi trovavo a una festa qua, qualcuno, Lignano è andato a rotoli con le presenze, con questo, quell'altro, sono andati, insomma parlava di 1500 presenze, ma noi abbiamo avuto il boom delle presenze nel 73 con 6 milioni e 67 mila. In quella volta nel 73, io sono stato tanti anni anche amministratore lì in azienda di soggiorno e quindi conosco molto bene, venivano fatti i conteggi manualmente, non c'erano i computer e venivano sempre arrotondati in eccesso, per cui erano anche un po' falsate in quella volta le presenze, e come che sono falsate anche oggi. Da quella volta ad oggi sono aumentate le seconde case, su 24.000 appartamenti extra. Tutta questa gente che va negli appartamenti o che dà anche a parenti o amici o che affitta l'appartamento non vengono registrati. Io sono certo che oggi come oggi le presenze ne abbiamo più del 73. Se calcoliamo questi 24.000 adesso gli appartamenti, quanti posti letto non sono aumentati e via via. Una volta io, e quindi conosco anche tutta la situazione di Lignano, lavoravo anche per la RAI e facevo sempre il bilancio di tutta la gente che veniva dentro la domenica. Il comune in quella volta aveva il contatraffico che lo poneva all'ingresso di Lignano, non lo poneva a mezzanotte e dopo a me mi davano i dati verso le 11 di mattina. Conoscendo quanti erano in quella volta, erano sui 110-120 mila posti letto, però calcolavamo anche, siccome c'era una tassa da pagare via via, qualcuno ne scappava, ci erano anche 150 mila potevano essere i posti letto. Poi si faceva un conto delle macchine che entravano, perché una motocicletta viene contata del conto traffico, che erano quelli che si metteva lì come un pullman, quindi facevo una media di 2-3 e davo sempre le presenze di queste robe qua, e quindi mi dicevano ma come fai a fare? Ma come fai? Il calcolo non era neanche difficile, perché sapevo che Lignano era saturo e si partiva già da 130-140 mila posti letto, tanti che entravano, si sommava a questi, si faceva il calcolo di queste robe qua. Bravo Enea, quindi anche un ragioniere sei in pratica. Sei un ragioniere, vedi? Non lo sapevo. Per quanto riguarda le presenze, giustamente la memoria storica ne è intervenuto, però l'assessore voleva dirmi anche qualcosa in particolare a
gioiello Lignano, ma qual è il gioiello che splende di più? Prima però vorrei riallacciarmi a quello che ha detto Enea sulle presenze, anche perché io ho lavorato nella statistica e per cui non arrotondavamo mai alle E come dice lui, nel 73 erano più alte? Diciamo che è cambiato veramente il metodo di contarle, perché una volta tu conteggiavi le presenze in base ai dati forniti, si pagava la tassa di soggiorno, per cui tutti dovevano registrarsi, anche i proprietari di seconde case. E quella volta i proprietari di seconde case venivano i primi di giugno, stavano fino al 25 settembre, magari poi andavano 2 settimane in montagna, ma venivano registrati come se fossero sempre al mare, no? Adesso i proprietari delle seconde case non vengono più registrati e quindi dai dati delle presenze mancano questi qua. Ma dai rifiuti prodotti, dal consumo di acqua, dal consumo di energia elettrica, le presenze a Lignano Sabbiadoro vengono stimate intorno ai 7.600.000 presenze. Altre località che in questo momento hanno 5-6 milioni di presenze in realtà poi ne fanno 9 milioni, diciamo tutte le località turistiche hanno questo dato in crescita. Ritornando ai gioielli di Lignano, Quindi dai ragione, te l'avevo suggerito io, se ti ricordi, quando scrivevi il libro, non vorrei prendermi, ma se ti ricordi ti avevo fatto un... Sì, no, ma se tornando al gemello, ai gioielli di Lignano, ecco un punto che io cerco sempre di far conoscere ai nostri turisti, e una volta che ci vanno poi non lo abbandonano più, è il lungolaguna che abbiamo, che è diventato pista ciclabile. È stata un'idea nostra di renderla ciclabile. Dopo purtroppo lì quella volta i proprietari erano da una parte il Genio Civile, dall'altra il Consorzio Bonifica, e sopra la competenza era del Magistrato delle Acque di Venezia, per cui per riuscire a portare a casa il progetto abbiamo corso come trotole, ma ci siamo riusciti. È veramente uno che va lì, ci ritorna sempre. Senti, in velocità ricordiamo gli eventi più prossimi al Lignano Sabbiadoro e che noi anche seguiremo in diretta, se hai bisogno. Le date prendo un piccolo aiuto. Allora, ricordiamo appunto che la prossima settimana ci sarà il Project X che noi seguiremo in diretta venerdì prossimo, un evento molto importante. Già con questo sabato abbiamo il concerto di Salmo, è uno dei pochi che fa in Italia, poi abbiamo il Project X che voi seguite in diretta venerdì e sabato, sarà un bellissimo evento. Poi l'11, quindi subito dopo, abbiamo il concerto degli Slayers che fanno la tournée mondiale e in Italia fanno solamente Roma, Milano, Lignano Sabbiadoro, per cui è un altro grandissimo evento che avremo. Poi ci sarà lo spettacolo pirotecnico sabato 16 luglio. Un po' gli occhi, 16 luglio. Poi naturalmente abbiamo tutta una serie di sport in spiaggia, tutte le animazioni sui palchi del Beach Village a Lignano Pineta in piazza Marcello d'Olivo. Poi abbiamo il Momix il 22 e 23 di luglio, che è uno spettacolo fantastico. Cercheremo di esserci. Chi può veramente. Poi il 23 luglio ci sarà la Color Run, dove dalle ultime notizie che mi sono arrivato sono già più di 10.000 gli iscritti, quindi probabilmente batteremo anche il record di Trieste dello scorso anno. Poi dal 27 luglio c'è il concorso di moda d'autore, 27, 28, 29 luglio, ma contemporaneamente ci sarà la danza in Arena Alpe Adria, il volley femminile in Beach Arena e quindi tutti gli eventi sportivi. Anche c'è il meeting di Lignano il 13 luglio, il meeting di atletica leggera che noi seguiremo in diretta, per cui tanti eventi naturalmente legati a Lignano. Vedi che ti eri dimenticato del meeting? Sì, anche perché è talmente pieno il foglio che poi il 1° di agosto avremo il concerto dei Subsonica, il 3 quello della Perenata Forneria Marconi, poi il 5 e 6 avremo tutta una serie di eventi, anche alcuni legati a Panama. È venuta qua la console che ci ha proposto questa possibilità di ospitare il gruppo folcloristico, proprio quello ufficiale di Panama, e quindi faremo una tappa a Lignano. E poi c'è il Festival Show il 18 agosto, che quello è un evento molto interessante che coinvolge tanti giovani. Vedo anche il concerto di Renzo Arbore il 22 agosto, la festa del tonno rosso, Annalisa, il concerto di Annalisa che è in programma
l'11 di agosto, quindi le frecce tricolori abbiamo Mogol il 12 agosto e l'Air Show il 14 agosto. 14 agosto l'Air Show e poi il 15 agosto lo spettacolo piromusicale, quindi fuochi d'artificio abbinati alla musica che vanno. Davvero L'incendio del mare a Pinetta, poi il Festival Show, di nuovo la danza, Renzo Arbore e poi ci sono anche... Ed è un elenco ricchissimo di eventi che noi nel corso di Telefriuli Estate va bene. Volevo, se era possibile, velocemente. La riunione mondiale delle Wings dal 2 al 4 di settembre e volevo anche cogliere l'occasione per ringraziare la SAF che oggi ha presentato un bellissimo autobus proprio dedicato alle Wings con tutte le fattine e tutto quello che... E tu potresti tranquillamente fare la fattina qua, perché non hai niente da invidiare a Virnalisi, secondo il mio punto di vista. Grazie, l'assessore è davvero gentile. Hai dimenticato una manifestazione che ritengo anche importante, il premio Stralignano Sabbia d'Oro. Che si terrà quando? Che si tiene il 5 agosto, abbiamo passato, siamo stati in diverse location e quest'anno saremo al Cursal e stiamo trattando, combinando l'ultimo momento, dovrebbe venire a presentarla la Luisa Corna. Ah, bene, sempre belle donne, Nea. Allora, noi siamo in chiusura di questa parte, Nea, quindi noi ti salutiamo. Volevi aggiungere altro? Dimmi pure in velocità. Parlare un attimino di questo premio. Noi abbiamo il premio, quest'anno è la sesta edizione e ha sempre avuto tanto successo. Ci sono due sezioni su questo premio, la sezione è quella che noi premiamo un giovane lignanese che emergente e ne abbiamo diversi a Lignano, e poi c'è il Sabbiador, il Stralignano International che facciamo sempre una persona che abbia dato lustro e prestigio a Lignano. Abbiamo fatto Marcello D'Olivo alla memoria, abbiamo fatto Serbanenco, le frecce tricolori, che la palestra delle frecce tricolori è la spiaggia di Lignano, di queste cose, e abbiamo anche i giovani emergenti, anche quell'edizione speciale che ho fatto sul Stralignano. Noi abbiamo anche tantissimi, abbiamo il campione mondiale di karate che è un lignanese. E magari ne parliamo nelle prossime puntate, perché sai, i tempi televisivi, se ti ricordi, sono sempre stretti e c'è la pubblicità. Non ho fatto tempo a dimenticarti della pubblicità. Io ringrazio Enea Fabris, l'assessore al turismo Massimo Brini, e grazie mille anche a Gigliola per essere stata in nostra compagnia. Noi ora vi lasciamo ad una clip dedicata ai posti più belli di Lignano e curata per noi da Tommaso Ravo, pubblicità, poi noi ci spostiamo e andiamo delle Mismondo.
Sabbiadoro, dietro alle mie spalle vedete che sono arrivate le finaliste regionali di Miss Mondo, ma vicino a me c'è Francesco Rizzi che è il titolare del locale. Intanto grazie e buonasera. Grazie a voi per essere stati in questo locale e per fare tanta pubblicità, soprattutto un locale Frontemare, queste Miss possono spopolare questa sera, senz'altro. Senti, poi hai creato questo angolo per noi, ti ringraziamo, tutto marino, e sai che la nostra trasmissione è fresca, estiva e quindi è la location adatta per la trasmissione. So che poi ci organizzi parecchi eventi nel tuo locale. Sì, diciamo che peccato che la stagione è partita un po' in sordina, abbiamo avuto dei alti e bassi perché comunque quest'anno il tempo non ci ha accompagnato rispetto all'anno scorso, però penso che adesso col 1° luglio da domani penso che la stagione parti e ci rifacciamo. Il Playa quest'anno ha nuove veste, partiamo dalla mattina con le colazioni alle 7 per proseguire poi alle 11 con un aperitivo, a mezzogiorno c'è il pranzo e praticamente andando fino alla notte a infinito, praticamente il pomeriggio alle 18 riprendiamo con un happy hour tutti i pomeriggi e durante la settimana ci sono vari eventi. Il mercoledì facciamo un menù degustazione con piano e sax, il giovedì facciamo un aperitivo organizzato con la Martini, il venerdì la mia Martini? No, con Martini. Perché ti ho visto con la mia Martini anche. Abbiamo fatto già un evento il 19 giugno, che era domenica, con Fiordaliso. Fiordaliso. Abbiamo fatto una bellissima serata, sì, Fiordaliso. E il sabato si va avanti ancora con la musica, molto tranquilla, soft, perché la clientela del sabato non è abituata a certi eventi. Bene. Francesco, noi ti ringraziamo perché tu hai tanto lavoro, il tuo locale è già pieno e quindi devi andare a lavorare. Grazie a voi. Grazie Francesco. E intanto io rimango con le finaliste regionali di Miss Mondo. Andiamo a fare una piccola chiacchierata con loro. Io mi sposto, mi metto qua così anche risulto più bassa rispetto a te. Vedi? Tu ti chiami? Cora Girotto. Quanti anni hai? 17, sono di San Daniele del Friuli. Senti, tu hai ottenuto la fascia per arrivare in semifinale, vero? Per Miss Mondo. Dove l'hai conquistata? Al Bartirelli. Quindi nell'ultima selezione fatta? Esatto. E da quanto tempo fai questi concorsi di bellezza? È la mia prima volta. Ah, ok. Sì. Già ottenuto una fascia, quindi complimenti, una selezione insomma che sei riuscita ad ottenere subito una fascia. Andiamo dalla bionda, se puoi andare più avanti così ti inquadrano. Tu come ti chiami? Mi chiamo Anna Longheu, ho 17 anni e sono di Udine. Di Udine. Anche per te è la prima volta con Miss Mondo? No, è già da quasi un anno che faccio dei concorsi appunto con la Make4You, Miss Mondo, e l'anno scorso sono riuscita ad arrivare in finale regionale e quest'anno spero di riuscire ad arrivare anche un po' più. E dove vorresti arrivare grazie a questi concorsi di bellezza? No, io lo faccio fondamentalmente per divertirmi, perché comunque è un'esperienza molto bella che mi ha aiutato a crescere, perché mi ha aiutato a combattere la timidezza e insomma mi ha aiutato molto e mi piacerebbe riuscire ad arrivare magari in prefinale nazionale, però questo è un sogno. Certo. E noi te lo auguriamo. Andiamo da un'altra ragazza con la treccina che si chiama Fardella Rosa, vengo da Gemona e ho 20 anni. 20 anni. Senti, anche per te è stata la prima volta qui con Miss Mondo oppure no? No, sono 4 anni che sfilo con loro e con altre agenzie. Bene. E dove vorresti arrivare grazie a questi concorsi di bellezza? Cioè, lo fai per hobby, per divertimento oppure pensi di crearti anche una professione un domani? No, anche una professione un domani, diventare fotomodella, modella e andare a vivere a Milano e poi vedere cosa succederà in futuro. Bene. Andiamo invece da un'altra ragazza, Mora, che si chiama? Buonasera a tutti, mi chiamo Rachele Coccetta, ho 17 anni e abito a Gonars. Per te è la prima volta con Miss Mondo oppure no? Sì, ho sfilato 3 volte, quindi per me è un po' l'inizio. Con Miss Mondo avevo già sfilato una volta. Che fascia ho tenuto? Ho
ottenuto la fascia di una concessionaria, quindi non era... Sì, dello sponsor, Esatto, in sostanza, esatto. E quindi andrai diritta alle semifinali. Esatto, sì. Ecco, poi voi sfilerete e vi faremo vedere anche con la fascia. Andiamo da te, che questo look moderno, queste trecce che vanno tanto di moda d'estate, può essere una tendenza dell'estate. Come ti chiami? Giulia, vengo da Gemona, ho 19 anni. E confermi che questa capigliatura può essere la tendenza dell'estate? Sì, confermo. La lanci tu? No. Senti, tu da quanto tempo sfili o sei che tu agli inizi? No, io sfilo da parecchi anni, quindi... E quante fasce hai ottenuto fino adesso? Le hai contate? Abbastanza. Sì, non sono riuscita a contarle. Per Miss Mondo arriverai anche tu in semifinale, hai raggiunto anche tu la semifinale, ma con quale tipo di fascia? Miss Mondo? Miss Mondo proprio tu? Bene, quindi un domani che cosa speri di ottenere? No, per il momento non lo so, ora faccio tutto per divertimento e si vedrà. Intanto lanci le mode dell'estate. Bene, anche lei bellissima, piena di treccine, che si chiama? Aisha Bo, ho 17 anni e vengo da Mossa. Bene. La prima esperienza nel mondo dei concorsi di bellezza? Sì, la prima. Com'è andata? Benissimo? Bene, dai. Sì. È un mondo che ti piace, che vorresti continuare a frequentare? Ma sì, speriamo di continuare, sì. Adesso semifinale di Miss Mondo, e dopo dove pensi di andare? Cioè, vuoi fare la fotomodella, la modella, l'attrice, la presentatrice? Ti piace un qualcosa in particolare oppure ancora no? Non hai le idee chiare? Modella e fotomodella, sì. Ok, quindi il mondo della moda ti attira? Sì, il mondo della moda sempre già da piccola. È il mio sogno, quindi spero di continuare. Siete pronte per la sfilata, ragazze? Siete concentrate? Sì. Allora, noi adesso lanciamo un video che fa riferimento all'ultima selezione al bar Tirelli, dove appunto è stata proclamata dove sono state proclamate tutte le finaliste regionali. Vi lasciamo questa clip dove appunto vedete le ragazze sfilare, dove appunto vedete anche l'incoronazione, e poi noi ci prepariamo per la sfilata delle finaliste regionali di Miss Mondo al Playa Beach di Lignano Sabbiadoro. Spazio alla Miss che porta il numero 2, lei è Asia. Dopo Asia è il momento di Sara e di Cora con il numero 3. Viene addirittura da Mestre e il suo hobby è divertirsi. Con gli amici? Il magone. Splendide Miss. Ce la possiamo fare? Noi ci riproviamo ogni volta.
ce la faremo. Penso che per la finale regionale ce la possiamo diciamo fare. anche il numero oppure no? Solo il nome, dai. Ah, ok, va bene. Quindi, prima classificata questa sera al bar Tirelli, lei è... Nicole. 1, 2, 3, chi è lei? Lei è... Nicole! Applausi anche per Nicole, devi prenderli da braccio. Sabbiadoro, siamo pronti per la sfilata con le finaliste regionali di Miss Mondo. DJ Sebastiano è pronto per far partire la base e può partire quindi la base, la prima tra le semifinaliste di Miss Mondo, Anna Longheo di Udine, 17 anni.
mondo alla Playa Beach, Rosa Fardella di Gemona, 20 anni. La sesta, ma non è ultima, è solo la sesta di questa serata, è Cora Girotto di San Daniele, 17 anni. Queste erano le 6 finaliste regionali di Miss Mondo, hanno sfilato per noi qui alla Playa Beach di Lignano Sabbiadoro. Giustamente è terminata la sfilata, la gente passa, buonasera, e facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi torneremo in diretta qui dal Playa Beach di Lignano Sabbiadoro, tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, Telefriuli Estate. Come vedete mi sono spostata in questa splendida location con un pianoforte a coda bianco che è una delle mie passioni, ma sentite abbaiare perché qua ci sono anche dei cagnolini. Allora adesso è il momento della fattoria degli animali curata da Marta Rizzi e da Valentina Viviani. Non si parlerà di cani perché qua ce ne sono parecchi al Playa Beach, ma in particolare dei gatti, quindi a voi la linea Marta e Valentina. Sueño cuando era pequeño sin preoccupazione e nel corazón. Salve, oggi con la dottoressa Alessandra Rossi, medico veterinario, parliamo di un tema molto attuale e molto importante per la salute in particolare dei nostri gatti, obesità. Come vedete oggi abbiamo un modello che obeso è a dir poco, direi, Salame, gatto di 8 anni sterilizzato, maschio, che come moltissimi gatti che conducono una vita sedentaria e magari vivono in appartamento, evidentemente eccede con il cibo, complice anche ovviamente un proprietario che evidentemente non segue la dieta e i consigli del veterinario. Come ci si comporta e soprattutto quali sono i rischi che un gatto obeso ancora giovane può correre? L'obesità, ahimè, è un problema estremamente sentito e importante nei nostri gatti che ormai spesso vivono quasi solamente in casa, quasi solo in appartamento e sono portati a rimanere molte ore da soli perché ovviamente i proprietari lavorano. L'alimentazione di per sé non fa ingrassare se gestita nella maniera ottimale. Non mi dilungo sull'alimentazione casalinga o alimentazione commerciale perché il concetto del gatto obeso è semplicemente mangio troppo. Mangio troppo perché il mio proprietario spesso per compensare alla sua mancata presenza in casa o al mancato tempo di interazione con il gatto stesso compensa, rimedia dando del cibo in eccesso al proprio gatto. Chiaramente in qualche forma anche la sterilizzazione incide perché va un pochino a rallentare quello che è il metabolismo di base, ma non è l'intervento di per sé che fa ingrassare, ahimè è proprio colpa nostra. E poi anche forse anche un discorso sicuramente legato alla sedentarietà del gatto legato alla casalingo. sedentarietà, non tutti i gatti che vivono in casa per forza ingrassano, è sufficiente fare in modo che essi quando si trovano all'interno dell'appartamento abbiano qualcosa da fare, quindi è utile fare quello che si chiama arricchimento ambientale, cioè dotare l'ambiente di giochini, di scalette, di trespoli, quelle cose che si vedono vendere nei negozi per animali ma che con un po' di inventiva possono anche essere fatti da sé. Ovviamente l'interazione col proprietario è molto importante, per cui dedicare comunque 10 minuti al giorno, un quarto d'ora, più possibile al proprio gatto per giocare per esempio con i giochi a canna da pesca o lanciando la pallina. Ci sono molti gatti che amano come i cani fare il riporto e questo per loro è sicuramente un'ottima ginnastica. Ricordate che l'obesità non è un problema estetico, ovvero lo è ma è sicuramente la parte meno importante del problema.
Un gatto obeso è un gatto che soprattutto andando avanti con l'età può soffrire di problemi di artrosi, può avere un rischio molto più elevato di diabete, di malattie epatiche, di malattie cardiache. E ricordate un'altra cosa, un gatto obeso che a un certo punto della sua vita si ammala di una malattia di per sé anche non pericolosa, ma che lo porta a non mangiare per qualche giorno, può essere portato a sviluppare quella che si chiama lipidosi epatica, che è una malattia metabolica gravissima, molto più grave spesso della malattia alla base della quale il gatto non mangia, che se non gestita correttamente, e anche a volte se gestita correttamente, ahimè, può portare a morte il gatto. Quindi ricordate, quando i medici veterinari vi dicono che il vostro gatto è obeso, non stanno facendo una critica a voi, ma stanno solamente cercando di aiutarvi a rendere la vita del vostro gatto migliore, più lunga e possibilmente priva di malattie. Quindi insomma, come per gli esseri umani, l'alimentazione ovviamente richiede attenzione ed è soprattutto, si rivela fondamentale per garantire anche una longevità a questi gatti che comunque se in particolare vivono in casa è vero che vengono privati vivono una vita più agiata, più comoda, lontana dalle intemperie, non sono costretti a vivere all'aperto eccetera, però invece di vivere di più vivono da obesi e forse di meno. Ricordatevi che quando il vostro gatto va alla ciotola e miagola, non sempre vi sta chiedendo da mangiare, vi sta chiedendo attenzione, vi sta chiedendo una coccola, vi sta chiedendo gioco. Per cui leggete bene i segnali, non sempre dovete riempire quella ciotola di cibo, ma basta occupare 5 minuti per giocare con lui, per interagire, e questo renderà il vostro gatto più felice, sicuramente, e anche più magro. Bene, grazie alla dottoressa Rossi per il suo contributo. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata con i consigli del veterinario. Grazie. Sueño cuando era pequeño sin preocupación en el corazón. Ecco alcuni degli ospiti del rifugio del cane di Udine che cercano casa questa settimana. Piccante è un cagnolino maschio meticcio di taglia piccola, sterilizzato adulto e dal mantello lungo color miele. Nella foto però è in parte tosato. Piccante si riconosce subito, come il suo nome, per una spiccata vivacità. Abituato a convivere con altri cani e compatibile anche con altri animali, è sempre attento e attivo. Piccante è adatto a vivere in casa, magari con un piccolo giardino. Sta imparando gradualmente ad accettare i rapporti con l'uomo e le comuni manovre di interazione a cui evidentemente non era abituato. Al momento non è consigliata la convivenza con i bambini. Ettore invece è un cagnetto meticcio maschio adulto sterilizzato di piccola taglia dal mantello lungo di colore nero focato. Ettore è assolutamente socievole e compatibile con altri cani, sia maschi che femmine e anche di diversa taglia. Non è esclusa la convivenza con i gatti. Con gli esseri umani Ettore è un po' schivo, a tratti può sembrare quasi pauroso nell'essere maneggiato, comunque non è mai aggressivo e con gli amici sa essere un cane affidabile e fiducioso. Ettore cerca una famiglia attenta e paziente, amante della vita con compagni a quattro zampe e adatto a vivere in casa anche con un piccolo giardino. Isterismo infine è una dolcissima e generosa cagnetta, un incrocio pastore, una meticcia femmina sterilizzata di taglia media. È allegra e attiva, intraprendente anche se non è più giovanissima. È adatta a famiglie con esperienza e desiderose di condividere momenti e attività assieme al proprio cane. Isti è compatibile anche con altri cani di pari taglia e ha imparato in genere a condividere gli spazi con altri animali. Proveniente da una situazione difficile, Isti è bisognosa di attenzioni anche dal punto di vista veterinario. È un bel mantello a tratti impegnativo, ma sa esprimere gratitudine, amore e una fedeltà incondizionata. Tutti questi amici a quattro zampe, assieme ad altri, vi aspettano al rifugio del cane di Udine il lunedì, il giovedì e il sabato dalle 15 alle 18. Questo fine settimana vi segnaliamo l'appuntamento con il Griffon Day. Domenica 3 luglio la riserva naturale regionale del lago di Cornino, nel comune di Forgaria, festeggia i suoi 20 anni di attività. Per tutta la giornata i bambini saranno i protagonisti dell'evento, ma non soltanto. Si comincerà alle 10 con l'apertura degli stand e dei laboratori. Non mancheranno giochi e animazione. Alle 11 il direttore scientifico Fulvio Genero terrà la conferenza Tra cielo e acqua sulle ali del grifone, durante la quale si parlerà appunto del progetto Grifone. Alle 15 invece appuntamento con un'escursione guidata alla scoperta della riserva. Durante la giornata, grazie alla collaborazione della Regione Friuli Venezia Giulia e di Maurizio Zuliani, responsabile del Centro di Recupero Animali Selvatici
selvatici di Campoformido è prevista la liberazione di alcuni uccelli attualmente ospitati all'interno della struttura. Grazie all'associazione Amici di Totò, che si occupa di ionoterapia, inoltre i bambini potranno familiarizzare con alcuni asinelli. E ora vi lasciamo con le immagini di 2 leprotti curiosi di conoscere le bellezze di Villa Manin, che sono stati recuperati e tratti in salvo da alcuni volontari. Mi interessa l'audio? Forse non c'è proprio l'audio, capito? Per cui sentiamo la musica di Friends. Sueño cuando era pequeño sin preocupación en el corazón. Eccoci qui di nuovo assieme in diretta Telefilm Estate. Avete sentito l'applauso che arriva dalla Playa Beach di Lignano Sabbiadoro. Chiudiamo in bellezza con le Miss. Abbiamo visto la Fattoria degli Animali, la rubrica curata da Marta Rizza e Valentina Viviani. Qui ci sono un po' di cagnolini, quindi questo è un locale che ama gli animali, ma anche le Miss amano gli animali. In particolare quali? Ma a me piacciono tutti gli animali, non ho nessun animale in particolare che mi piace. Tutti? Esatto, mi piace. Ma ne hai uno in particolare a casa o no? Sì, a casa ho un cane che si chiama Fiocco. Che salutiamo. Ciao Fiocco. Andiamo da te? Anche a me piacciono tutti gli animali, però in particolare le pantere, ma a casa non posso tenerle. Le pantere? Beh, come te, no? Ti senti un po' pantera? Un po'. A casa ho un cane che si chiama Lucky, 2 coccoriti e un canarino. Un canarino. Tu? Anche a me piacciono tutti gli animali, a casa ho 3 cani, un gatto e una tartaruga. Salutiamo tutti appassionatamente. Bene, andiamo da te? Ma anch'io amo gli animali, soltanto che purtroppo non ho spazio per tenerne nessuno, però il mio animale preferito è il gatto. Il mio animale preferito è il koala e a casa ho 3 cani. Sì, non hai 3 koala. Io ho 2 cani a casa e mi piacciono di più i cani. E dobbiamo dire che sta ottenendo successo la Fattoria degli Animali, tant'è che ci sono arrivate delle richieste via Facebook e c'è chi vuole appunto partecipare alla trasmissione curata da Marta Rizza e Valentina Viviani con il proprio amico a 4 zampe, quindi assolutamente la richiesta è accolta. Scrivete anche, oltre alla pagina Facebook Telefilm Estate, anche nella pagina Facebook della Fattoria degli Animali vi risponderanno le colleghe Marta Rizza e Valentina Viviani, quindi c'è questa possibilità anche di farvi partecipare con il vostro amico a 4 zampe, chissà anche voi magari parteciperete alla trasmissione con i vostri cagnolini, i vostri animali. Noi siamo in chiusura e naturalmente ringrazio le ragazze di Miss Mondo, l'agenzia curata da Elisa Mattalone, che saluto e sarà nostra prossima ospite a Telefilm Estate, l'agenzia che si chiama Make for You. Brave ragazze, quindi ringrazio Elisa Mattalone e ringrazio Alessandro Galliera che è dietro la telecamera e che mi ha seguito per questa lunga diretta, e ringrazio anche in regia c'è Gian Domenico Ricci assieme a Tommaso